Siamo in compagnia di Carlo Ilva, direttore tecnico del torneo internazionale XN organizzato dall'Atletico Nuoro. Allora, un primo commento sull'andamento della manifestazione. Siamo arrivati alla 19ª edizione e diciamo che abbiamo fatto anche quest'anno grandi sacrifici per poterlo realizzare, perché con la crisi che c'è non abbiamo avuto il sostegno degli sponsor come gli altri anni e purtroppo ci siamo arrangiati un po' alla bella meglio. Abbiamo organizzato anche una piccola lotteria che faremo l'estrazione domani alla premiazione e così andiamo avanti, perché purtroppo le spese sono tante. Abbiamo avuto la fortuna che i genitori stanno collaborando e hanno ospiti, le squadre slovacche ce le hanno ospiti a casa, i bambini, i dirigenti sono a carico nostro e ce li portiamo in albergo. Insomma un gemellaggio vero e proprio che va avanti da tanti anni, giusto? Sì, con il Comarno soprattutto. Il Comarno è una decina d'anni che viene, poi gli altri invece si susseguono, a volte vengono gli ungheresi, a volte vengono i cecchi, a volte vengono... come si chiama? Gli scozzesi anche, no? Sì, ce ne sono quelli del Danubio Blu. Ecco, in tutti questi anni che lei segue il torneo, quali sono le squadre che l'hanno impressionata maggiormente? Soprattutto le squadre dell'Est, perché non tanto, sì, sono più tecnici, però hanno anche il fisico che è molto superiore alle nostre squadre sarde. Molto superiore. Se noi facciamo i vari confronti, lo vediamo anche quest'anno, che non è molto rispetto agli altri anni. Gli ungheresi soprattutto sono eccezionali, hanno altezze 1,80, ragazzini che sono la stessa età, non è che sono differenti età, sono uguali. Ecco, lei che è un decano degli allenatori nuoresi, che differenza trova rispetto al passato nel calcio giovanile? Ma diciamo che personalmente sono un po' disgustato. Io ci sono 50 anni in mezzo al calcio e diciamo che in generale il calcio sta andando troppo male per via dell'educazione eccetera. Le scuole calcio che fanno che hanno solo come obiettivo il risultato e trascurano quello che è il fondamento della scuola calcio, l'educazione, per allenare questi bambini a crescere, non tanto a diventare campioni. Certo. Se questi bambini non crescono educati, non sono uomini, è inutile che mi venga fuori un campione quando vediamo come un campione, abbiamo visto anche ieri sera un esempio con Balotelli, è un campione però è un grandissimo maleducato, si comporta malissimo in campo, non è leale, non è sportivo e niente, è nervoso, quello perché è cresciuto nel suo ambiente. E così... Cioè bisogna tornare ai settori giovanili come scuole di vita, non come ricerca a tutti i costi di risultati. Certamente, principalmente si parla, quando si fanno le riunioni a carattere federale, si parla di educazione soprattutto. Il livello tecnico viene dopo. Certo. Se i bambini crescono in una certa maniera, poi i risultati sono quelli che vediamo poi nelle grandi squadre. Certo, certo. Ascolti, per chiudere le chiedo cosa ci vuole, diciamo, per stare sulla cresta dell'onda, per continuare a fare l'allenatore dopo tanti anni? Passione, pazienza, anche un po' di pazzia forse. Ci vuole passione, soprattutto formazione, aggiornarsi. Io ho avuto la fortuna di avere degli istruttori nella scuola calcio tipo, come si chiama, Pietro Lianas, che con me ha fatto un lavoro straordinario, tant'è che siamo andati anche all'Acqua Cetosa con i bambini per una verifica tecnica e morale e abbiamo avuto il massimo dei voti. Siamo tornati con una dichiarazione della federazione dove abbiamo applicato le regole tecniche, morali e naturali, quelle per far crescere i bambini. Assolutamente. Noi ringraziamo Carlo Ilva, le facciamo insomma i complimenti per questa passione senza età che lo contraddistingue e che è al centro anche dell'attività per l'Atletico Nuoro di questo importante torneo internazionale. Ok, io purtroppo dopo 50 anni mi sono arreso perché non ce la faccio più, fisicamente ho avuto
un altro infortunio ultimo nel 2006 e ho smesso. Adesso sono venuto perché la società mi chiama ogni anno per dirigere questo torneo, che durante questi anni, questi 19 anni purtroppo ho gestito sempre io e ho fatto una pratica e quindi mi sono bargamenare, diciamo, la vedo peggio. Va bene, grazie ancora.